Qui c'è la cucina. C'è qualcuno qui con noi questa sera? Io sono già stata qui, vi ricordate di me? Proprio in questa cucina c'era stato qualcuno che aveva parlato, mi aveva detto qualcosa al microfono. Ci sei ancora? Eri un'infermiera? O qualcuno che faceva da mangiare ai pazienti? Io ho sentito il rumore giù. Giù. Se c'è qualcuno qui può fare un rumore per farcelo capire. L'altra volta ci avevate detto che c'era un'infermiera che si chiamava Cinzia, se non ho capito male. Ce lo potete confermare, per favore? Se vi avvicinate, questo strumento si illumina, non vi fa nulla. Ho sentito un piccolo rumore, non eravate voi. Sembrava come uno stomaco, era il tuo per caso? Ho sentito Io non l'ho sentito, ma non ero io. Se fate un rumore nella direzione dove dobbiamo andare, capiamo se c'è qualcosa che volete mostrarci questa sera. Non siamo venuti qui per disturbarvi, né per vandalizzare la villa. Ne ho sentito un'altra ancora tipo come quella di prima. No, io non ho sentito niente questa volta. Cos'è sto tum 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 tum? No, è una moto questa. Cos'è? Una moto. Stavo sentendo. Io mi chiamo Sabina, lui è Dario Ciao. e l'altro ragazzo si chiama Michele. Siamo venuti qui per salutarvi.
Potete darci per favore un segno della vostra presenza? Anche facendo un rumore se vi va bene. C'è bella moto fuori se la senti, eh. C'era anche una bambina qui, ci avete detto. Ci potete rispondere in qualche modo? C'era anche una foto di una bimba, un'illustrazione più che foto. È stato io. Proviamo a cambiare stanza. Questa è la stanza dove hanno tenuto il Ecobox, dove c'era l'immagine di Gesù e c'erano i letti. È vero? Hanno spostato tutto. E qui c'è un bagnetto. Qua c'era una specie di console con dei libri anche. Vi piaceva tanto pregare, non è vero? Provate a fare una domanda a voi, perché saranno stufiti di sentire. Volete farci rumore? Non siamo venuti per spaventarvi. Vorremmo solo chiacchierare un po' con voi. Magari voi potreste farci un rumore. Qui ci sono ancora i letti. Sì, li hanno raggruppati tutti in questa stanza qua, prima erano praticamente in tutte le stanze. Prova a mettere Questo sopra il cuscino. il K2 sopra un cuscino. Erano i vostri letti questi?
tuo zaino. No. Io ho sentito tipo 2 passi, fa conto, una roba, un rumore di legno. Ti sembra che a me, ma sembrava il tuo zaino che... No, ma io non sbatto da nessuna parte. Senti, Sì. sentito? Esatto. Eccolo là. Sono più convinto. No? No, perché ti muovevi, sentivo rumore anch'io. Poi sentivo un rumore di là, però... Ci sono ancora i vostri effetti personali qui? Hai sentito qualcosa? Sì, C'è qualcosa che vola là? un pipistrello. No. Cioè, è una cosa grande, che volava. Sì, ho visto anch'io. Ho sentito... Potete darci un segno che siete qui con noi questa sera, per favore? Anche appoggiandovi a questo letto, avvicinandovi a noi. Magari vi danno fastidio le luci. Ti dirò quattro stanze. Adesso un pipistrellino. Ma devi spostare la luce? Avete voglia di parlare con noi questa sera? Se vi avvicinate si accendono le luci di questi strumenti che abbiamo in mano, non fanno nulla, cambiano solo di colore e a noi ci permette di capire che siete qui con noi. Ho sentito un piccolo rumoretto, Sì. però... Se interagite con noi ci fa solo che piacere. C'è qualcuno qui che ha voglia di parlare con noi? Sono 2 volte che dici così, essendo un tic in questa stanza. Andiamo a vedere.